Questo ragazzo che mi si è avvicinato mi ha detto: se non mi aiuti io sono disposto a mandarti all'ospedale, così, di brutto, in perfetto italiano. Il malintenzionato sarebbe certamente passato dalle minacce ai fatti se Giampaolo Conte, dopo essersi rifiutato di consegnargli il denaro richiesto, non si fosse messo a correre, mettendosi così in salvo dal delinquente che nel frattempo si era messo ad inseguirlo, correndogli dietro a sua volta, decidendo però di fermarsi all'entrata del vicino hotel, dove invece Giampaolo Conte, insieme al suo cagnolino, aveva fortunatamente trovato riparo e aiuto. Al che, visto che io puntavo diretto sull'albergo, lui si è fermato, ho ricontrollato, ho visto che è tornato indietro, è tornato sui giardini, al che sono ritornato indietro anch'io verso i giardini e nel frattempo ho chiamato il 112. Il fatto è mercoledì sera a Mestre, poco prima delle 22, nei pochi illuminati giardinetti di Via Piave, visto che da giorni alcuni lampioni sono privi di luce, quando Conte, uscito come sempre in passeggiata con Black, il cagnolino di razza Pinscher, si era imbattuto in questo delinquente. Se io non prendevo la decisione di scappare, questo sicuramente non sarebbe stato fermo, perché me l'aveva promesso ed era determinato a questo. Volto storico e noto in città per non aver paura di denunciare cosa non va, documentando anche con foto e video spaccio e degrado, Conte, dopo questa nostra intervista, ha ricevuto anche la solidarietà del prefetto Darco Pellos, che lo ha chiamato personalmente al suo telefonino. Io per fortuna sono scappato, ecco, e non ho subito questo, però io mi sento ancora scosso da questa situazione. Anche Conte prenderà parte alla marcia con cui le 36 associazioni del territorio chiedono maggiore sicurezza a Mestre. E sicuramente ci sarò e speriamo che sortisca qualcosa di buono e veramente importante e che serva per la cittadinanza, diciamo, questa marcia.